Retribuzioni mascherate in busta paga da indennità di trasferta. La Guardia di Finanza di Gorizia scopre 579 lavoratori irregolari coinvolti nell'operazione nelle province di Treviso e Venezia. Tragedia della strada la scorsa notte a Loria, un 35enne di Rossano Veneto è morto dopo essere uscito di strada con il suo scooter. Non ce l'ha fatta il 19enne di Mogliano, ricoverato da 15 giorni in ospedale dopo aver violentemente battuto la testa, aveva accusato un malore improvviso dopo aver fumato uno spinello. Cercava di eliminare un alveare di api nella sua proprietà, ma ha innescato un incendio nella rimessa. L'intervento dei Vigili del Fuoco a Fontaniva. La protesta a provocazione del sindaco di Santa Lucia di Piave contro la giungla di norme e le regole dello Stato, nel mirino in particolare la nuova legge nazionale anticorruzione. Al via la stagione delle grandi mostre a Treviso, 4 eventi, il primo presentato ieri sera con la Kermesse Natura in Posa. Il sindaco Conte lancia la candidatura della città capitale della cultura 2021. Aspettando l'arrivo di Monsignor Tomasi, puntata speciale stasera di 40 da Mistro Rigo a Gardin, 4 decenni di vescovi di chiesa trevigiana nelle immagini dell'archivio storico di Antena 3, tra gli ospiti Giancarlo Gentilini. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è in primo piano un'operazione della Guardia di Finanza di Gorizia che coinvolge anche il Veneto, in particolare le province di Treviso e di Venezia. Parliamo di operai specializzati pagati però in nero. La Finanza ne ha scovati 579. Operazione Overtime. La Guardia di Finanza di Gorizia ha concluso la terza fase dell'indagine finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e al riscontro del corretto assolvimento degli obblighi dei sostituti d'imposta. Le Fiamme Gialle hanno scoperto 579 operai specializzati di nazionalità rumena, polacca, bosniaca e croata assunti irregolarmente, ai quali tra il 2014 e il 2018 parte delle retribuzioni erano state camuffate in busta paga sotto la voce di indennità di trasferta Italia, non imponibile ai fini fiscali e contributivi nella misura di 15 euro giornalieri per circa 200 euro mensili. Complessivamente i compensi sottratti a tassazione IRPEF sono stati quantificati in 873.000 euro, con conseguenti ritenute non operate e non versate nelle casse dello Stato per 235.000 euro. I lavoratori irregolari risultavano assunti da una SRL con sede legale in Croazia e stabile organizzazione in provincia di Gorizia, amministrata da un soggetto di nazionalità croata, che si occupava di lavori di carpenteria pesante e di edilizia in subappalto da diverse aziende situate in varie province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, tra cui Treviso e Venezia. L'esame dei contratti di subappalto stipulati dall'azienda, delle dichiarazioni rese dagli operai durante gli accessi eseguiti dalle Fiamme Gialle e degli ispettori INPS e l'analisi della documentazione contabile acquisita nel corso delle indagini hanno consentito di scoprire che i lavoratori non si spostavano mai dalle abituali sedi di lavoro e che dunque nessuna indennità di trasferta doveva essere loro riconosciuta. Da qui le Fiamme Gialle sono arrivate a scoprire l'evasione fiscale e contributiva. Dal suo avvio l'operazione Overtime ha consentito di individuare complessivamente 1.352 lavoratori irregolari, di cui 36 completamente in nero. L'ammontare dei compensi, cui non è stata applicata l'IRPEF, è stato determinato in quasi 2.300.000 euro, con ritenute non versate per 792.000 euro. Adesso la cronaca ci porta a parlare della nuova, purtroppo, tragedia della strada, quella avvenuta la scorsa notte a Loria, nel Trevigiano, vittima un 35enne. Stava forse rientrando a casa, Rossano Veneto, quando all'altezza della rotatoria di Bessica di Loria si è consumata la tragedia. Mancano pochi minuti all'1, un motociclista vicentino di 35 anni si trova in sella al suo scooter Yamaha. Proviene dal centro di Bessica, sta viaggiando lungo la provinciale 81 quando, all'altezza della rotatoria di via Bassanese, per cause che dovranno essere chiarite dalla polizia stradale di Treviso intervenuta per i rilievi, urta il cordolo della aiuola centrale, perdendo il controllo del mezzo che finisce contro un palo della segnaletica stradale. Il 35enne dopo l'urto viene sbalzato al centro della rotatoria, gravissime le lesioni riportate, l'uomo muore sul colpo. Immediato l'intervento dei sanitari del SUEM che non possono fare altro che constatarne il decesso. Ed è morto dopo 15 giorni di agonia il 19enne di Mogliano Alin Vasile Lucut, che il pomeriggio del 17 settembre scorso, lo ricorderete, si era sentito male mentre fumava uno spinello nella zona del parco Arcobaleno in città ed aveva sbattuto violentemente la testa a terra. Solo un'autopsia potrà
stabilire l'esatta causa del decesso del giovane, sul cui caso hanno investigato anche i carabinieri appunto di Mogliano. In queste ore la Procura dovrà decidere se richiedere accertamenti medico-legali per capire la causa della morte. Quel giorno prima, dopo le prime tirate dello Spinello, era arrivati questo improvviso e violento malore e il giovane era caduto a terra, aveva sbattuto la testa a terra, era stato chiamato il suo 118 da un testimone, le condizioni erano apparse subito gravi e purtroppo poi la morte del 19enne nelle ultime ore. Adesso a Mestre perché pare che si stia chiudendo il cerchio sui responsabili del violento pestaggio di sabato notte in centro, a pochi passi appunto dal centro di Mestre. Ci racconta questa fase delle indagini Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria. Buongiorno da Mestre. A distanza di meno di una settimana la polizia locale sembra aver chiuso il cerchio sull'aggressione avvenuta sabato scorso in piazzetta Olivi. Gli uomini del servizio sicurezza urbana diretti dal commissario Franzoi hanno individuato gli aggressori dunque dei due orientali, sono risaliti a loro grazie alle testimonianze e poi alla visione dei filmati vari delle telecamere di videosorveglianza, ma anche alla conoscenza delle persone che frequentano la zona. Le vittime di questo episodio di violenza giovanile, lo ricordiamo, sono un 25enne di origine pakistana che sarebbe intervenuto in soccorso dell'afgano di 26 anni che ha rimediato una prognosi di 10 giorni. Entrambi, lo ricordiamo, abbiamo visto quel video molto cruento in cui sono stati presi a calci e pugni proprio nella piazzetta tra via Olivi e via Brenta Vecchia. Sabato sera, poco distante dall'M9. I motivi dell'aggressione però ancora non sono noti, ma ricordiamo che la zona è già stata teatro di episodi simili. Di sicuro sono stati presi a calci e pugni da altri ragazzi che hanno agito con violenza, accanendosi in particolare su uno dei due giovani, quasi sicuramente quello di origine afghana. E tra l'altro ricordiamo che nel video si vedeva anche una ragazza, quindi una terza persona, che stava in piedi su una panchina a guardare il tutto, mentre qualcuno girava la scena con il cellulare, si sentiva gridare basta basta, però in realtà nessuno interveniva. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. A proposito di sicurezza, ma non solo sicurezza, anche il degrado degli occhi elettronici per vigilare sulla città, l'aveva annunciati la polizia locale di Treviso e sono arrivati. Il primo test ieri mattina. Eccoli i droni della Polizia Municipale in azione in via Pisa. Alle prove generali di volo in prima fila il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo e il sindaco Mario Conte. Non è stato scelto a caso questo posto per il test dei nuovi droni. Con i nuovi collaboratori volanti, degrado e criminalità potranno essere contrastati a cominciare da quest'area. Il drone è uno strumento che può essere utilizzato per queste finalità, quindi partire da via Pisa significa anche una rinascita di via Pisa. Incidenti stradali, traffico ed abusi edilizi potranno essere monitorati con l'ausilio dei droni in pattuglia, ma non solo. Con i visori notturni si potranno mettere sotto controllo intere aree della città contro lo spaccio. Controllare la sicurezza di grandi eventi come concerti o manifestazioni. Le riprese, volendo, potrebbero essere collegate con la centrale operativa per riuscire a coadiuvare gli interventi più appropriati. Ma non solo, in futuro Treviso sarà il primo capoluogo di provincia che utilizzerà i droni per testare la qualità dell'aria. Utilizzare questo strumento per queste finalità credo che sia, ripeto, un caso unico sicuramente come capoluogo di provincia. I droni che andranno in dotazione al comando di polizia locale sono stati acquistati con una spesa di 12.000 euro dal comune di Treviso. 2 modelli in dotazione. Il drone più piccolo verrà dato in uso ad ogni pattuglia. 5 gli agenti che verranno istruiti per diventare piloti grazie a dei corsi di formazione. Verranno formati 4-5 piloti, sono stati forniti 2 mezzi per adesso, uno più leggero per fare operatività speditiva da parte delle pattuglie ed uno invece un po' più pesante, diciamo, e con delle potenzialità maggiori per fare delle attività programmate in rispetto della normativa ENAC in vigore. Ogni giorno ci sarà questo drone messo a disposizione delle pattuglie in modo tale che almeno un pilota sia in servizio, in modo tale che in
caso di emergenza possa intervenire subito e nell'immediatezza dei fatti. Da dicembre potranno iniziare i nuovi servizi con grande soddisfazione del sindaco di Treviso. Nuove tecnologie a disposizione dei nostri agenti, a testimonianza che questa amministrazione ha dato dei segnali importanti proprio nella direzione di maggiore sicurezza per i nostri cittadini. Adesso a Fontaniva siamo nel Padovano e parliamo dei metodi per scacciare un alveare nella zona della rimessa di un'abitazione. Ebbene, il tentativo del proprietario di un'abitazione è finito così. Rimuovere un alveare o un nido di vespe è tutt'altro che un'impresa banale. Ne sa qualcosa chi ci ha provato nel tardo pomeriggio di giovedì a Fontaniva, nell'Alta Padovana. Ricorrere infatti al fumo e al fuoco non è stata purtroppo una buona idea. Le api avevano nidificato in una rimessa e una scintilla non controllata ha innescato un incendio subito fuori controllo. Per spegnerlo sono dovuti intervenire in via del Beato i vigili del fuoco, che sono arrivati con 2 mezzi e hanno evitato che le fiamme si espandessero alla vicina abitazione. Resta purtroppo l'amara constatazione che in tema di api e vespe il fai da te in questi casi potrebbe essere pericoloso. È un fuoco virtuale invece quello della polemica di un sindaco della Marca trevigiana, un sindaco peraltro non nuovo a provocazioni di questo genere. Parliamo del primo cittadino di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, che oggi ha chiuso di fatto il municipio per protestare contro le norme, i legacci dello Stato, in particolare con la nuova legge anticorruzione. Ci aveva anticipato ieri questa sua decisione, sentiamolo. Noi qui cittadini che domani mattina, non avendo letto gli avvisi che noi abbiamo messo fuori per tempo, venissero, troverebbero l'anagrafe chiusa e l'ufficio urbanistica chiuso, quindi dovrebbero tornare indietro con perdita di tempo. Il nuovo nato, se vedrà la luce in quel di Santa Lucia di Piave, non potrà essere registrato e ancora non si potrà protocollare un atto nell'omonimo ufficio, né chiedere un appuntamento con il responsabile dell'ufficio demografico, il sindaco, indisponibile. Nelle prossime 24 ore l'intero municipio di Santa Lucia di Piave sarà chiuso per tutti, con una sola eccezione, il morto. E già, si legge così nei cartelli perché la protesta è contro la nuova legge anticorruzione, firmata dal magistrato Raffaele Cantone, legge che prevede come il sindaco, ad esempio, possa essere segnalato come ipotetico colluso solo per il fatto che dopo aver indetto delle gare d'appalto per la città è stato visto prendere un caffè al bar con un imprenditore del posto o essersi fermato a fare 2 chiacchiere con lui. Io sindaco che faccio il programma delle opere che intendo fare devo autocertificarmi che non ci possa essere un sospetto, capite? Un sospetto di possibile conflitto di interessi con una ditta che io conosco per qualsiasi altro motivo, anche perché faccio il medico o per qualsiasi altro che vado a bere il cappuccino al bar, e che quindi io possa avvantaggiarla e rendere imparziale la pubblica amministrazione. Santa Lucia come Porto Buffolè non sono Roma, sbotta Szumski. Una cosa che non si è mai sentita, che farà perdere ulteriore tempo, ma che è un'aberrazione. Pensate a applicarlo a comuni piccoli, non so i grandi dove è più facile che ci sia la corruzione, diciamolo pure. Ecco spiegato perché tutti i quasi 30 dipendenti comunali nelle prossime ore seguiranno in contemporanea il corso di formazione anticorruzione, pagato naturalmente dal comune. Io non ho nessun conflitto di interesse, sono quelli previsti dalla normativa, non devono essere affini né parenti e altre questioni, e quelli non partecipano e non possono partecipare. Ma se io incontro e saluto uno per educazione per la strada e frequentazione abituale, ma finiamola di sfornare tutte queste cavolate, per favore. E adesso la riforma regionale dell'Ater nella sua fase decisiva, i sindacati degli inquilini ribadiscono le proprie richieste di modifica, ma l'impressione è che le parti si stiano avvicinando. Il dibattito, condito in queste settimane anche da diverse manifestazioni di protesta, prosegue, ma sui provvedimenti che dovranno caratterizzare la riforma regionale dell'Ater le parti appaiono più vicine. Alla vigilia della convocazione del tavolo tecnico regionale sulle nuove regole di edilizia residenziale pubblica, CGIL, CISL-UIL e sindacati degli inquilini ribadiscono le proprie richieste. I criteri per l'accesso e i criteri per il mantenimento dell'abitazione. Questa norma non tiene conto di moltissime cose e quello che dispiace è che non ci sia stata una simulazione, una verifica puntuale delle cose. Altro nervo scoperto sono gli aumenti d'affitto, anche del 300%, che dall'esterno possono apparire legittimi e per cifre irrisorie, ma vanno contestualizzati.
ci sono persone che hanno un ISEE molto basso, che pagavano per la precedente legge 10-20 euro, che scandalizzano, dicono abita in un alloggio e paga pochissimo, sì, però hanno un reddito anche loro basso, 250-500 euro, quindi sono al di sotto della soglia di povertà. Le parti comunque si stanno avvicinando anche dai lavori delle commissioni provinciali delle ATER del Veneto, convocate dalla Regione per migliorie alla riforma, sembrano arrivare segnali in questo senso. Sono sulla stessa linea che siamo anche noi. Anche loro dicono che bisogna elevare questi limiti dell'ISEE. Ci sono le situazioni degli invalidi, ricordo, anche loro dicono che i valori OMI, così come sono stati individuati, non è il massimo dell'equità. L'assessore Lanzarin ha dato disponibilità e io sono sempre ottimista di natura, per cui quando qualcuno dà disponibilità io ci credo. Punto di disaccordo rimane invece l'assenza di stanziamenti all'edilizia pubblica nel bilancio regionale 2020-2022 e quei 4.000 appartamenti sfitti che tra ATER e comuni sono in attesa di recupero. Alla Regione chiediamo iniziare una programmazione anche graduale con le risorse necessarie e adeguate per incrementare l'offerta di edilizia residenziale pubblica, perché questa vicenda ha rimesso al centro il grande scarto che c'è fra quello che è una domanda crescente, sempre più crescente, e quella che è l'offerta. Adesso pochi istanti di pubblicità. Treviso. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla Marca Trevigiana e ripartiamo da Treviso. Treviso ieri la inaugurazione della prima delle 4 grandi mostre evento che l'amministrazione ha organizzato da qui al 2023. La prima è Natura in posa, con le tele provenienti dal Kunstmuseum di Vienna, che saranno affiancate ad opere del nostro patrimonio museale e una selezione di fotografie contemporanee. Questa sera vi racconteremo di questa importante prima grande mostra dell'autunno trevigiano. Intanto vi facciamo sentire il sindaco di Treviso, Mario Conte, che proprio in occasione dell'apertura e guardando anche alle 4 grandi mostre evento dei prossimi anni ha lanciato la candidatura di Treviso come capitale della cultura 2021. Sentiamo le sue parole. Comincia un ciclo, comincia un cammino culturale che vedrà protagonista la città e tutto l'intero territorio provinciale, quindi un'esperienza che durerà 4 anni straordinaria e che ci darà la possibilità di presentarci prepotentemente alla candidatura per Treviso capitale della cultura del 2021. Credo che con i contenuti, con la proposta culturale, con il patrimonio artistico e culturale della nostra città e con i partner che quotidianamente lavorano per la cultura abbiamo le carte in regola per vincere. Non solo Goldin a Treviso. Ma Marco Goldin è un artista straordinario che troverà sicuramente modo di poter collaborare con questa amministrazione, con questa città in futuro. In questo momento lui si è preso anche altri impegni con altre città, gli auguro veramente un in bocca al lupo perché è un amico, è un artista straordinario, è un valore aggiunto per la nostra città ma per tutto il territorio nazionale. Oggi cominciamo questa esperienza con Civita tra Venezia, ma le porte rimangono sempre aperte. A proposito di cultura, migliaia di richieste soprattutto da parte dei giovani per partecipare al Festival delle Idee, che la sua prima edizione già sta catturando un enorme interesse. Sono già 4.000 le prenotazioni per il Festival delle Idee, in programma dal 24 al 27 ottobre all'M9. 27 eventi in 4 giornate con protagonisti di rilievo, da Alessio Boni a Filippo Daverio, Pupi Avati, Mauro Corona e molti altri. E la richiesta da parte dei giovani è elevatissima, a dimostrazione che c'è voglia di cultura. Per noi è stato, come dire, una sorta di amore a prima vista che attraverso le idee del Novecento vuole parlare alle giovani e nuove generazioni. La Regione ha intercettato una forte richiesta di proposte culturali sostenendo questo progetto. Un bellissimo progetto sostenuto dalla Giunta regionale che porterà a Mestre tantissimi giovani, oltre 5-6 mila giovani in pochi giorni, per un evento veramente di livello che ha l'obiettivo ovviamente di promuovere anche poi le iniziative dell'M9, ma di dare spazio a idee, a giovani, a circolarità, a rete di progetti culturali, innovativi, quindi un bellissimo progetto. Ecco, c'è bisogno di idee nuove, soprattutto per le nuove generazioni.
Ma secondo me le idee nuove ci sono in realtà, forse si deve riuscire a mettere appunto in rete, a dargli uno spazio come questa manifestazione ha intenzione di fare. Gli ospiti racconteranno attraverso la loro voce le visioni e le grandi idee del Novecento che hanno determinato le ispirazioni e le contaminazioni del presente. Non saranno conferenze ma vere e proprie conversazioni. Tutti i secoli hanno le loro idee, queste idee ci sono anche oggi, solo che le idee di oggi derivano moltissimo da quelle del Novecento, non c'è una cesura, c'è uno sviluppo, siamo ancora legati a questo secolo che dicono fosse il secolo breve ma in realtà è un secolo lunghissimo che ancora non finisce per molti aspetti. Per l'occasione il museo resterà aperto fino alle 23 con la possibilità di effettuare visite e avere dei prezzi agevolati. Nuovo argomento, andiamo a Vicenza, un luogo dedicato alle famiglie per ricordare i bimbi non nati. A breve sarà aperto nel cimitero il Giardino degli Angeli. Un'area dove seppellire i resti dei bambini non nati. Diventa realtà il progetto del Giardino degli Angeli che nel cimitero maggiore di Vicenza andrà a collocarsi nel lotto 21, dove sarà creata un'area di sepoltura per i cittadini di fede islamica. Vicenza non ha dato riscontro a questa legge regionale che prevede queste aree dedicate, diciamo così, agli angeli, cioè a quei bambini che non hanno raggiunto la vita, e quindi ritenevamo che fosse un segnale, un atto di civiltà che Vicenza, che è notoriamente una città anche di valori, ha voluto sposare. L'abbiamo pensato come proprio un giardino con delle panchine artistiche in cui questi genitori possono dare un pensiero a questo prodotto di concepimento che si diversifica, perché addirittura non è riconoscibile all'inizio, poi diventa un bambino abbastanza presto. Non ha senso incenerirli e poi smaltirli come rifiuti speciali, che è un termine terribile. Quindi siamo arrivati a questo, direi, obbligo di civiltà morale. Un aiuto per le famiglie nella rielaborazione di un lutto, in alcuni casi lacerante. La possibilità di dare una degna sepoltura a questi bambini è anche un modo per elaborare il lutto per quelle persone che hanno perso un bambino. Il Giardino degli Angeli sarà aperto entro il prossimo anno, così come l'area dedicata alla sepoltura dei musulmani con cui sarà condiviso lo spazio. E proprio con la comunità di fede islamica il dialogo è stato costante. Abbiamo giustamente spiegato loro quali fossero le esigenze, la carenza di spazi purtroppo in città rispetto alle aree cimiteriali, soprattutto del cimitero maggiore. L'ultimo lotto è questo, il numero 21, e devo dire che ho ritrovato un riscontro positivo anche da parte loro. Domenica si avvicina ormai meno 3 giorni all'arrivo del nuovo vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, una giornata che noi seguiremo in diretta con una lunga edizione straordinaria per raccontarvi passo dopo passo le tappe dell'arrivo del nuovo vescovo in città, e poi ovviamente collegamenti dal percorso del vescovo fino a Treviso, fino al grande rientro a Treviso alle 14, e anche con ospiti in studio per commentare la giornata. Ma nell'attesa, mentre la città si prepara, questa sera ci sarà una puntata speciale di 40, come sapete la trasmissione che ogni venerdì racconta la storia della Marca Trevigiana e del Veneto con le immagini dell'archivio di Antenna 3, quindi sarà una puntata dedicata proprio alla Chiesa Trevigiana, ai vescovi, 40 anni di vescovi da Mistrorigo proprio al nuovo arrivato Monsignor Michele Tomasi alle 21:15. Guardiamo. Aspettando il nuovo vescovo Tomasi è il titolo della puntata di 40 che venerdì sera dalle 21:15 racconterà 40 anni della Chiesa Trevigiana attraverso le immagini storiche ed esclusive di Antenna 3. Partiremo dall'evento storicamente più importante per la diocesi e per la Marca tutta, l'arrivo di Papa Giovanni Paolo II a Riese in ricordo di Papa Sarto. In questo momento ho toccato la terra di Papa Sarto, di San Pio X. Tra le personalità che commenteranno la Chiesa Trevigiana, dal vescovo Mistrorigo a Tomasi. Donaldo Danieli, che descriverà il percorso della diocesi visto dall'interno tra impegno parrocchiale e insegnamento al Pio X.
La guida del Vescovo di Chiampo, che partecipò alla rivoluzione del Concilio Vaticano e che affrontò quella dei costumi del 68, ma anche gli anni bui del terrorismo. Poi il nuovo pastore da Lodi, che ancora oggi da emerito condivide la città con il secondo ospite di 40, quel Giancarlo Gentilini che di guide diocesane ne ha conosciute davvero tante, partendo da Monsignor Mantiero, vescovo della guerra e del bombardamento del 7 aprile 44, per arrivare a Monsignor Gardin, con il quale non nasconde la sua differenza di pensiero. Rivedremo i riti legati al passaggio tra un vescovo e il suo successore, l'annuncio in episcopio, il primo incontro ufficiale con il prevosto di Asolo nell'immagine del 1988, antichissima e primaria sede vescovile, ma anche, come nel caso di Monsignor Bruno Mazzocato, l'incontro nel 2007 con il neovescovo di Vittorio Veneto e il compagno di seminario Monsignor Corrado Pizziolo. Voci, volti e soprattutto emozioni di una delle tante vicende trevigiane che solo le immagini dell'archivio di Antenna 3 riescono a raccontare, commentate al termine di questa puntata speciale di 40 da Andrea Passerini, una delle pene pungenti che dall'inizio degli anni 80 hanno fermato su carta la storia di Treviso e della sua provincia. A tutti abbiamo chiesto di dare un suggerimento al nuovo vescovo che da Pederoba domenica mattina inizierà il suo cammino alla guida della diocesi trevigiana. E per sapere cosa hanno risposto non resta che sintonizzarsi su Antenna 3, venerdì sera dalle 21:15 per lo speciale di 40, aspettando il vescovo Tomasi. E sarà una prima serata dedicata proprio a questo evento di domenica, perché prima di 40 alle 20:10 nel nostro consueto appuntamento dell'approfondimento dopo il telegiornale parleremo appunto dell'attesa di Treviso e del Vescovo con Don Adelino Bortoluzzi, parroco di Santa Maria del Rovere, e con Elisa Vià, dirigente dell'Azione Cattolica di Treviso. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Quella di venerdì 4 ottobre sarà una giornata grigia e non si esclude qualche piovasco. Vediamo nel dettaglio cosa ci dice la previsione. Sul Veneto sarà più soleggiato al mattino, ma col passare delle ore la nuvolosità sarà in aumento. Il cielo risulterà coperto un po' dappertutto e sarà possibile anche qualche isolato e debole fenomeno sul Bellunese. Clima decisamente autunnale con temperature minime tra 5 e 13 gradi, massime comprese invece tra 14 e 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo anche qui sarà via via più nuvoloso nella seconda parte della giornata, anche con qualche pioggia di debole intensità e a carattere sparso. Temperature minime tra 7 e 12 gradi. I valori massimi invece saranno compresi tra i 16 e i 17 gradi. Situazione sostanzialmente identica sul Trentino Alto Adige, con molte nubi ovunque e anche con isolati acquazzoni, specie sui settori di confine. Temperature minime sui 7 gradi, massime sui 16 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.